Buonasera, qualche istante di ritardo per Paolino Barbiero che è qui a due passi dalla sede. Intanto ve lo presento fotograficamente da da uno dei suoi album su Facebook. La vediamo insieme per cortesia. Grazie, ecco, allora andiamo tra qualche istante. Il segretario CGIL di Treviso sarà qui, tra l'altro l'ho invitato appunto per commentare le esternazioni della presidente di Confindustria Marcegaglia ieri, che hanno fatto molto arrabbiare la segretaria della CGIL Camusso. Quindi si sta spostando il tiro ancora una volta sulla questione ideologica dell'articolo 18 e non sui problemi veri del Paese. Tra l'altro Emma Marcegaglia fa questa uscita dopo che Marchionne dice che se sarà eletto Bombassei la Fiat rientrerà in Confindustria. Quindi è tutto un gioco a far vedere chi è più duro all'interno di Confindustria, quando il problema vero è che dovrebbero essere duri, come lo è per esempio la Confindustria siciliana, su tutti quegli imprenditori che sono collusi con la malavita organizzata piuttosto che con la mafia, quando dovrebbero essere molto più duri con tutti quegli imprenditori, come le cronache di questi giorni riportano, che hanno evaso dell'uso il fisco per migliaia e migliaia di euro e che adesso rischiano di mettere anche in difficoltà le aziende dove hanno fatto queste operazioni sporche, aziende dove ci sono centinaia di lavoratori che rischiano di trovarsi sul lastrico perché non c'è stata un'etica e una responsabilità e una onestà di fondo dell'imprenditore. Io appunto domani intervengo sulla Stampa proprio dicendo questo, che sarebbe utile che ognuno guardasse dentro a casa sua e provasse a fare l'ordine necessario per riportare questo Paese a una maggiore moralità. Tra l'altro noi in provincia di Treviso non abbiamo fatto nessun articolo 18, cioè per dire che alla fine, che alla fine si sta parlando di un falso problema, anche perché la stragrande maggioranza delle imprese, il 95% delle imprese, è sotto i 10 dipendenti. Quindi sono tutte imprese che potenzialmente possono crescere fino a 15 e sono sotto i 10 dipendenti da molti anni. Quindi se non crescono, il problema non è l'articolo 18, è che non hanno la capacità per farlo. Io non l'ho sentito parlare. Allora, dopodiché ci può essere anche l'assenteista. Il contratto prevede che dopo 3 assenze consecutive, per esempio fatte al lunedì, perché magari sabato o domenica fai bisboccia, ci si può licenziare in tronco. Allora noi abbiamo casi di imprese che rispettando le norme fanno i licenziamenti e li applicano. Ci sono imprese che invece non vogliono rispettare le leggi e licenziano a prescindere. L'articolo 18 interviene su questo, quando tu vuoi licenziare non rispettando le regole. Ci sono processi che scadono perché finiscono i termini. Le regole sono fatte così, non le ho inventate io. Allora, Marcegaglia deve avere il coraggio di dire quali sono stati i suoi casi. Siccome Marcegaglia ha anche un'impresa, ci dica se nella sua impresa non è in grado di dire se c'è qualche fannullone e non è riuscita a mandarlo via, perché sennò parla a vanvera e porta tutto il Paese a ragionare su queste dichiarazioni, scusatemi il termine, del cavolo, quando i problemi sono molto più grandi. Parliamo di questo. Parliamo delle imprese che non pagano i terzisti, imprese, compreso le multinazionali, che scaricano la loro incapacità di fare impresa sui terzisti e mettono sul lastrico centinaia e centinaia di piccoli imprenditori e migliaia di lavoratori della piccola impresa. Parliamo di come la pubblica amministrazione si riforma e il valore delle persone che ci sono nella pubblica amministrazione le metto a disposizione del bene comune. E invece no. Ci si accanisce su questo e poi tutte le risposte che vengono fuori sono risposte che non c'entrano con la formazione che ha fatto la Marcegaglia, perché si concentrano sulla pubblica amministrazione. Allora io tornerei a vedere, intanto anche qua insieme Bombassei contro Marcegaglia, toni esagerati, l'eterno numero 2, ricordiamolo, Bombassei che però è in i panni della colomba non si addicono a Bombassei, quindi c'è una schermaglia che è tutta legata al futuro presidente di Confindustria. Bombassei è l'eterno numero 2 di Via dell'Industria. Sì, perché c'era anche prima, perché Bombassei c'era anche con Montezemolo. C'era anche prima di Montezemolo, c'è sempre stato, forse vuole appunto scalare.
migratori con, lo vedete, l'appoggio totale di Sergio Marchionne. Siccome la Mercegalia l'ha sparata alta, la foto con Marchionne non è a caso. La foto con Marchionne non è a caso. Non è a caso, ma come non è a caso che Marchionne dice se c'è lui rientro. Beh, c'è l'appoggio insomma incondizionato. Benissimo. Invece per quanto riguarda... Per noi cambia poco, che sia Marchionne che sia Mercegalia.